bitch. Hola! E allora buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda serata di ottavi di finale Crazy League. Pizzeria da Modesto in completo verde opposta al Buffet da Pepi, maglia chiaramente giallo-nera. Ringrazio da subito i ragazzi in maglia gialla che hanno pure i cognomi, se ci fosse difficoltà a riconoscerli. Campo 1 per il momento è un po' un solarium, però non vi preoccupate. Nel giro di una ventina di minuti, mezz'oretta al massimo, dovrebbe calare un po' il sole, quindi la temperatura, non solo per noi, ma soprattutto anche per i ragazzi in campo. E allora adesso entriamo in cronaca con questo dialogo sbagliato per i ragazzi in maglia verde. Tesserati nel Buffet da Pepi Cirigliano con maglia numero 8 e Nettis in maglia numero 4, mentre dalla parte opposta Marturano in maglia 10 e Omari maglia 6. Eccolo qua Marturano che cerca subito il destro, viene ribattuto dalla difesa in maglia gialla. Formula consolidata con i due tempi da 25 minuti ciascuno, i supplementari da 6 minuti in caso di parità e poi i calci di rigore eventualmente. Attenzione a Buttazzoni proprio lì davanti all'area piccola. C'è anche Alfieri. Parte la battuta a sinistro, pennellato, palla però che si finisce alta, non di molto. Non grossi brividi, però in questo caso per il Buffet da Pepi che ha chiuso secondo nel proprio girone F. Squadre che si studiano in un certo senso. Alfieri sponda, non riesce. Imprendibile questa palla per Omari qui sotto. Nettis. Loic riesce a superare con un contrasto Marturano e segna un grandissimo gol. Arriva il vantaggio del Buffet da Pepi, Federico Loic. Minuto 6 e pochissimi secondi di questo primo tempo. Se n'è andato di forza al tentativo di contrasto di Francesco Marturano e poi ha scagliato un destro imparabile. Gran gol questo. Ne piazza 2 Laudek. Parte Alfieri col destro, rasoterra, la palla che passa e finisce in rete. Ultimo tocco non sappiamo se di Buttazzoni o di Cirigliano. In ogni caso la punizione bomba è stata calciata da Alfieri che ha scelto con grande astuzia di metterla nel traffico e alla fine questo ha ingannato Laudek. Paternità del gol probabilmente da dare ad Alfieri, a meno che non sia stato proprio Buttazzoni sulla traiettoria. E comunque non cambia granché la sostanza. Pareggio, adesso ci prova da centrocampo quasi Nettis. Costretto alla deviazione in corner De Vescovi, anche una leggera deviazione sul tiro. E nuova possibilità per Buffet da Pepi, secondo palo dimenticato da tutti qui per il colpo di testa sulla idea di Sava Kostic. Ancora Nettis, poco movimento adesso dei gialloneri, un po' di difficoltà per il numero 4 che scappa in profondità. Pallone per Loic. Vuole la finta su Marturano che si ferma, poi ancora Nettis, la palla vagante e il gol di Bardelli al volo. Aveva ciccato la prima situazione sull'assist rasoterra, qui scarica di potenza e di precisione. E allora torna il vantaggio il Buffet da Pepi, minuto 13:30. La rete di Luca Bardelli che ci ha messo poco tempo tutto sommato per mettere la firma sul tabellino. In campo da non più di 3 minuti. Nettis accorcia su di lui Marturano, Nettis però gestisce bene, attenzione a questa deviazione, Bardelli che accelera velocissimo, poi non riesce l'aggiramento, uscita efficace di De Vescovi. Altro rischio però per la Pizzeria da Modesto che si lascia troppo spesso infilare. Atteggiamento invece molto coperto quello del Buffet da Pepi. Pallone per Polla. Ancora Buttazzoni su di lui, forse il più generoso dei verdi in pressing, il numero 7. Loic gira ancora bene palla, il Buffet da Pepi. Polla vuole il destro, murato subito, c'è Cirigliano. La finta su Marturano che però capisce, prova a ripartire. C'è Grisancic, duro il contrasto di Marturano che poi serve Alfieri davanti al portiere, il tiro sporco ma finisce in gol. Arriva il 2-2. La caparbietà di Marturano e l'astuzia di Alfieri che dice mi basta toccarla prima del portiere. Purché sia indirizzata verso la porta, obiettivo raggiunto, pareggio della Pizzeria da Modesto.
Prima era durato poco meno di 4 minuti il vantaggio del Buffet da Pepi, stavolta ne dura 2. Bel match comunque, botta e risposta quasi subito. Fallo laterale di Polla, Bardelli stoppa all'indietro, smista per Loic, tutto chiuso, ancora Bardelli, un po' di spazio, cerca il destro, pallone alto, non c'è deviazione secondo Del Buono. E prova a crescere di nuovo, a rimettere il naso avanti il Buffet da Pepi in questa partita. La risposta della pizzeria da Modesto con Marturano che aggancia un pallone difficilissimo in mezzo a 2. Alfieri, teso, secondo palo, si coordina, Buttazzoni. Sarebbe stato un gran gol questo. Marturano all'indietro per Omari, poi Radovini. Sempre Bardelli lì a dare comunque fastidio anche al disimpegno difensivo. Alfieri. Partito così così, poi è entrato in partita e è entrato in tutti e 2 i gol. Ancora Omari. Orizzontale per Farfoglia, largo per Marturano che ha un po' di spazio, il tocco dentro, arriva Buttazzoni. E anche qui grande chance. Prima ha provato la bicicletta, difficilissima, questa era soluzione decisamente più nelle corde del numero 7. Chiede comunque scusa a Marturano, autore di un bel assist centrale. Adesso attenzione al break, Nettis per Loic. Anche per Nettis fortunatamente sembra solo una botta. Già a testa alta a cercare il pallone dai compagni, invece Cirigliano opta per la soluzione personale, non inquadra la porta di De Vescovi. È situazione che rimane in perfetta parità, 2-2. Mentre inizia ad animarsi anche il resto dell'impianto di Borgo San Sergio, con gli ottavi Crese Replay sul campo 2, con basket Crese Girl sul campo 3, semifinale Orsette del Cuore, Pane Vino e San Daniele. Intanto qua non riesce a inquadrare la porta Buttazzoni su un bel pallone tagliato di Omari. Ancora Nettis, arriva Buttazzoni in recupero, poi Cirigliano, Bardelli, il tocco dentro, sembrava un pizzico troppo superficiale, per poco invece non arriva il corridoio perfetto, anticipo però chiusura e calcio d'angolo per il Buffet da Pepi. Quando il tempo del 25esimo primo tempo è quasi scaduto, Nettis dentro, chiusura di Omari quasi sulla linea, poi arriva a tutta velocità Alfieri a disturbare Grisancic. Non c'è tempo però per sapere se sarebbe stata palla dei gialli o dei verdi, perché Del Buono dice che può bastare così per il primo tempo. 2-2 tra Buffet da Pepi e Pizzeria da Modesto. Vantaggio giallo-nero con Loic, pareggio di Alfieri, nuovo vantaggio del Buffet da Pepi con Bardelli e altro pareggio ancora di Alfieri. Tra pochissimo il secondo tempo di questo primo ottavo di finale Crese League della serata. E allora ci siamo, sta per ripartire il secondo tempo di questo primo ottavo di finale Crese League della serata. Fischia Del Buono, si ricomincia, pallone gestito dal Buffet da Pepi, 2-2 all'intervallo. Subito Nettis, parata di De Vescovi, arriva Bardelli come un falco con tanto di pallonettino. In grande stile arriva il gol subito del 3-2. Forse il gol più veloce della storia Crese questo, sono passati sì e no 15 secondi. E allora doppietta personale per Bardelli, questo è un gran gol perché dopo la respinta corta di De Vescovi il pallone sembrava già preda della difesa della Pizzeria da Modesto, invece è arrivato lui con grande scelta di tempo e rapidità. Parte profondo Buttazzoni, invece il servizio è orizzontale per Omari. Farfoglia, ultimo tocco dovrebbe essere suo sul pressing di Cirigliano, non la pensa così Del Buono. Poi grande sponda di Buttazzoni, Alfieri viene fermato all'ultimo, indirizza fuori, non ci sono state deviazioni. Si è persa un po' in chiacchiere la squadra giallonera, stava per approfittarne la Pizzeria da Modesto con rapidità ed astuzia.
E 3-2 Buffet Pepi per il momento. Prova Omari, Alfieri sulla traiettoria, si trasforma quasi in un controllo, poi finisce a terra con Del Buono che aveva una discreta visuale e dice: ho visto tutto. Ancora Alfieri che stacca in mezzo al traffico, non riesce però a indirizzare, chiede spiegazioni a Del Buono. Ora Nettis fa passare questo pallone, c'è Marturano, la finta di entrare interessante, il mancino, pallone che si impenna e poi però c'è Jacopo Laudek. Partita con bella potenza e precisione, questa botta mancina, Bardelli defilatissimo, ci prova De Vescovi, facile. Marturano. Porta palla, vuole Buttazzoni, arriva Kostic in anticipo, poi Nettis resiste al ritorno di Marturano, prova ad andare via in mezzo a due, Buttazzoni lo ferma, ancora Marturano, si lotta furiosamente sulla tre quarti. Ancora Marturano con l'esterno, pallonetto splendido per Buttazzoni. Grande idea questa, non riesce a indirizzare sul palo lungo come avrebbe voluto il giocatore numero 7. Altra situazione molto interessante questa. Non cambia però la sostanza, ancora i gialloneri avanti 3-2. È la Pizzeria da Modesto che prova a pareggiare per la terza volta in questa partita. Alfieri. C'è Omari sulla sinistra, un po' di spazio, si salva sul primo palo Laudek, calcio d'angolo. Giocato corto, Omari e Buttazzoni. Sul fondo Omari, bolide centrale, Grisancic mette fuori. La sostanza e il risultato comunque è che c'è una punizione parecchio ghiotta per la Pizzeria da Modesto. Parte Alfieri. Il suo destro è un bolide clamoroso, pallone che però resta alto e non c'entra i pali di Laudek. Tanto nuovo cambio, esce Bardelli, comunque protagonista di una grande prestazione, doppietta per lui, rientra Loic. Non si intende nel lungolinea con Bonato che è rientrato in campo proprio al posto di Polla. Buttazzoni. Ecco il primo pallone di Padovan, giocato bene, ancora Buttazzoni per Marturano che prova ad andarsene, forse voleva il tocco di ritorno, poi ci ha pensato, va in mezzo a due, resiste a una carica, ancora Buttazzoni, sponda per Alfieri, dentro l'area di rigore, diagonale, sarebbe stato gol, sarebbe però, perché c'è stato il decisivo salvataggio di Cirigliano, poi De Vescovi con una traiettoria, con un'altezza interessante, non con la direzione però. 9:30 sul cronometro, decisivo Cirigliano poco fa. Sale Farfoglia. Kostic desiste dall'inseguirlo, ha ragione lui perché Nettis recupera. E poi proprio Padovan non riesce a recuperare il possesso. Loic, dimenticato adesso dagli avversari. Loic! Gli hanno dato il tempo di stoppare questo pallone, girarsi e puntare la porta. Ha resistito al ritorno di Padovan, ha preso spazio sui Radovini e col destro ha fulminato De Vescovi. Primo break di questo ottavo di finale Crazy League, il 4-2 del Buffet Pepi, minuto 10 del secondo tempo. E ancora Loic che aveva aperto le marcature. Pallone per Buttazzoni, rimessa lunga verso Alfieri che prolunga, la manca da pochissimi passi Farfoglia. Grande occasione questa. Un po' distratta qui la retroguardia giallonera, infatti la panchina non manca di tenere alta la tensione. Aspetta che si muova qualcuno, poi va orizzontale da Padovan, Buttazzoni, ancora Padovan. Alfieri all'indietro, Farfoglia, un po' di spazio, controlla pregustando la botta da fuori, invece poi allarga ancora per Padovan, Marturano, bello il tocco di ritorno, Padovan dentro l'area, c'è Buttazzoni, c'è però il mancino angolato di Padovan e arriva il gol che riapre tutto. Personalmente aspettavo il tocco corto per Buttazzoni, Padovan dice ci penso io e ha ragione lui perché indovina l'angolino basso. 13° minuto, gol del 4-3. Buffet Pepi ancora in vantaggio, sì, ma adesso di un gol di nuovo. È situazione più che mai in bilico.
E la rimessa proprio il neo entrato in campo Nettis da fuori area. Attenzione alla palla che scende e pizzica il palo. De Vescovi l'ha vista partire altissima, ha detto boh, la lascio, tanto finirà chissà dove, e per poco invece non indovina l'incrocio dei pali. Traiettoria veramente beffarda questa. La rimessa di Farfoglia. Padovan. Sombrero su Nettis, diventa un assist per Marturano. Serie di finte su Loic, riesce quasi a girarsi Marturano. Non lo molla però il numero 10. Ancora Marturano, orizzontale, bella palla per Farfoglia che carica l'esterno! E la palla che finisce in rete. Doveva cercare di tenerla bassa e centrare lo specchio, ha fatto entrambe le cose. Diciamo incolpevole Laudek, anche se il tiro non era angolatissimo, ma è passato praticamente nel traffico, prendendo in totale controtempo l'estremo giallo-nero. Pareggio nella pizzeria da Modesto, prima volta in questa partita che viene recuperato un doppio svantaggio. Mentre scocca il 20° minuto della ripresa. Marturano con l'esterno, qui un po' morbido, Glavina non può ricevere. Grande lavoro di Cirigliano che trova lo spazio per il destro, sporcato proprio dal recupero di Glavina. Calcio d'angolo, buffet da Pepi. E adesso Nettis sul punto di battuta. Arriva il taglio di Bardelli davanti a tutti, voleva la deviazione di tacco credo. E invece buca l'impatto col pallone. Se è arrivato un tocco credo anche impercettibile, sarebbe stato gol quasi sicuro. C'è Cirigliano, a destra Bonato, arriva Buttazzoni velocissimo, battezza male però questa traiettoria. Allora Bonato prova ad andarsene, Bardelli col destro, De Vescovi. Sta per iniziare l'ultimo minuto regolamentare di questo primo ottavo Crazy League della serata. Cirigliano, Nettis, ancora un po' di spazio per lui, arriva Padovan, Bardelli difende palla dal ritorno di Farfoglia, poi smista bene su Bonato. Torna nel cuore dell'area Bardelli, Bonato allarga su Cirigliano e scivola, ma recupera il pallone, Loic. La finta su Buttazzoni, c'è spazio per il destro, palo clamoroso. È il secondo di questa partita per il buffet da Pepi. Prima un po' casuale, questo parecchio sfortunato, gran botta. E ora l'anticipo di Farfoglia, non c'è tempo, dice Del Buono. E allora questo primo ottavo Crazy League della serata necessiterà dei tempi supplementari, 4-4 tra Pizzeria da Modesto e buffet da Pepi. Reti di Alfieri 2 volte, Padovane e Farfoglia per i biancoverdi, 2 volte Bardelli ed altrettante Loic per i gialloneri. Tra pochissimi minuti i supplementari, 2 tempi da 6 minuti ciascuno. C'è voglia di ripartire, talmente tanta che i supplementari iniziano prima del fischio. Bravo Nettis che la prende con una sana risatina. Però siamo ripartiti davvero adesso da pochi secondi. Proprio Nettis, subito il destro. Era l'unico che rideva alla battutina prima di iniziare i supplementari. È stato il primo su questo pallone ed è andato a una spanna o 2 al massimo dal nuovo vantaggio buffet da Pepi. Alle 2 squadre il compito di scongiurare la lotteria sempre crudele dei rigori. Parte Alfieri, destro sporcato dalla barriera, reattivo Laudek che mette in calcio d'angolo. Sulla bandierina Marturano, corto per Omari, la palla non passa, c'è Cirigliano. 4 minuti ormai in questo primo supplementare, ancora 2 da giocare, poi altri 6 minuti per vedere chi la spunterà, chi entrerà nei quarti di finale. Bello, intanto lo stop di Marturano. Non lascia scendere abbastanza il pallone, lo calcia alto di non molto. Gran controllo comunque a eludere il tentativo di anticipo di Nettis. Omari, Padovan. La finta positiva su Nettis, percorre le 3 quarti, Padovan. Arriva
Cirigliano decisivo, pallone vagante, Grisancic intercetta Marturano, ancora Padovan che vuole la fascia sinistra, Alfieri tutto solo, tripletta per lui, vantaggio Pizzeria da Modesto. È la prima volta che mette la freccia la squadra bianco-verde rispetto agli avversari in questa partita. Gol che arriva al minuto 5 del primo supplementare. Giocata però caparbia e efficacissima di Cristian Padovan. Alfieri da lì non poteva proprio sbagliare. Bardelli, tocco di ritorno splendido per Nettis, la palla che resta lì, Kostic esce incredibilmente. Però Pizzeria da Modesto che è andata un paio di volte avanti e ha fatto il gol. Buffet da Pepi che almeno 3 volte poteva segnare in questo supplementare. È davvero per questione di centimetri e per un grande De Vescovi non è arrivato il gol. 2 volte Nettis e poi Kostic, sembrava già gol. E ora Padovan per poco non la perde, Buttazzoni lotta, Bardelli la sradica e la tiene in campo. Poi prova ad accelerare ripartendo, arriva Marturano, ma prima di lui forse pensavo il fischio di Alfieri, invece semplicemente intervallo. Adesso non dovrebbero esserci pause, solo il cambio di campo e poi si ripartirà. Tanto rientrati Bonato e Loic al posto di Polla e Bardelli. Kostic là davanti. Tutto pronto, fischia del buono, via al secondo supplementare. Ancora 6 minuti adesso di gestione per la Pizzeria da Modesto, per la prima volta in vantaggio in questo match. Di speranza invece per il Buffet da Pepi che deve provare a recuperare per portarla quantomeno ai rigori. Glavina vuole il cambio teso, però parte basso, Cirigliano intercetta, Nettis, subito la girata, De Vescovi. Sicuramente i gialloneri hanno fatto qualcosa di più in questi supplementari fin qui, ma il gol che fa la differenza l'ha realizzato la squadra bianco-verde con Alfieri. Omari difende palla dal ritorno proprio di Sava Kostic, smista bene Alfieri per Padovan, inizia bene questa azione della Pizzeria da Modesto. Padovan finta su Loic, spazio per il mancino, ha fatto tutto benissimo in fase di preparazione, specchio aperto, sfera alta. 2 minuti di gioco superati da pochi secondi in questo supplementare. Si stacca adesso Omari, parte Loic col destro, vuole il tiro a giro anziché la botta e la porta gli sfugge per più o meno 1 metro. Forse del buono, ha applicato inizialmente la regola del vantaggio, però insomma non ha tratto gran vantaggio Nettis da questa situazione. E adesso attenzione, il pareggio di Bonato. Sembrava un bolide quello di Kostic, Bonato stacca altissimo, dimenticato sul secondo palo. Arriva il nuovo pareggio. Minuto 4:30 del secondo supplementare e a questo punto i rigori non sono più un'utopia. 90 secondi da giocare ancora. Che stacco davvero perentorio, imperioso di Bonato a dare il pareggio al Buffet da Pepi. Ultimo minuto dei supplementari, esce De Vescovi, scontro abbastanza violento. Scorzatura però sia per De Vescovi che per Bonato che voleva la doppietta di testa. Glavina. Ancora Marturano, rimessa regalata qui a Laudek che fa ripartire Nettis. Prova ad arpionare il pallone sul disturbo di Glavina. Fischietto in bocca per Del Buono che dice basta così. E allora la prima partita ottavi di finale di questa serata si deciderà ai calci di rigore. Adesso un po' di nervosismo tra Loic e Marturano. È entrato duro Loic, però insomma ha preso la palla. E allora si deciderà agli shootout, questo primo ottavo Crazy League della serata.
Riscaldamento infinito per Case e Pizzeria La Nappa, che scenderanno in campo nella prossima partita dopo gli shootout in questa. Parte Alfieri. Il suo destro, angolato, preciso, potente, niente da fare per Laudek. Allora, primo vantaggio. E adesso Nettis contro De Vescovi, incoraggiamento tra i due portieri. Bel quadretto anche questo. Parte Nettis. Davanti a De Vescovi che si supera, vuole la potenza. Nettis smanacciata oltre la traversa e allora rimane in vantaggio la Pizzeria da Modesto, adesso con Marturano per il primo break. Allora parte Marturano davanti a Laudek, serie di finte, pallonetto con grande qualità Francesco Marturano. Finta il tiro 2-3 volte facendo inginocchiare il portiere avversario e poi lo supera con un mezzo scavetto. Arriva Loic, stavolta trova lo spazio col piattone destro per infilare De Vescovi. Ricordiamo, i giocatori possono anche provare il dribbling sul portiere chiaramente, ma hanno poco tempo per andare a concludere. 2-1 per Pizzeria da Modesto. Adesso Omari col piatto sinistro, lo apre con grande eleganza. Intuisce ma accenna soltanto l'intervento Laudek che non può arrivarci. 3-1 per la Pizzeria da Modesto. Parte Cirigliano. Incontro De Vescovi, Cirigliano. Anche lui, piatto destro allargato alla sinistra del portiere. Perfetta la sua soluzione. E comunque sempre indietro di uno il buffet da Pepi. Adesso Buttazzoni contro Laudek. Fischia del buono. Buttazzoni va centrale e stavolta è Jacopo Laudek protagonista. L'errore di Buttazzoni al quarto shootout e possibilità del pareggio adesso per Polla. Al quarto tentativo, Polla contro De Vescovi. Il capitano col destro, pallone che si perde di un soffio alato. Maglia sul volto e attenzione perché adesso il tentativo decisivo è sul piede, credo mancino, di Padovan. Padovan contro Laudek, se arriva il gol è finita qui. Padovan apre il piatto, anche lui un po' come Marturano, serie di finte sul portiere, ma senza lo scavetto come il numero 10 biancoverde, sceglie la potenza e anche la precisione. E allora si risolve agli shootout questo infinito primo ottavo di finale. 5-5 dopo i tempi regolamentari e appunto nella lotteria finale la spunta la Pizzeria da Modesto 4-3. Decisivi gli errori di Polla e Nettis da una parte, inutile ai fini di risultato, indolore diciamo per i biancoverdi quello di Buttazzoni. Decisivo Cristian Padovan. Già scese in campo Case in maglia rossa, Pizzeria La Nappa in maglia bianca, che tra pochissimo daranno vita al secondo dei 3 ottavi di finale Crazy League della serata. Giusto il tempo, poi ci ritroveremo tra pochissimo per ringraziare intanto alcuni sponsor: Danfer, Centro Commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, NCA Nuova Casa dell'Adesivo, Poliambulatorio Fisiosan, Centro Revisioni Prosecco e Decathlon Muggia.